Ciao a tutti! Ciao, live. ciao a tutti, siamo live, Ciao, siamo ciao. live. Come Aspettiamo un state? attimo. Qualche cenno di vita dal mondo esterno. Uno? Come? Nessuno? Tanto ci guardiamo in maniera Allora, imbarazzata. sapete quello che ho appena fatto, no? Allora, praticamente questo programma non mi accetta i file audio, quindi cosa ho fatto? Ho fatto un video con il file audio della sigla che dobbiamo vedere oggi, ma non mi accetta manco il video perché dice che è massimo 30 secondi. E che bene. quanto Dura un dura sacco? la sigla? Dura... Ne carichiamo due. In realtà il tema della sigla dura circa 30 secondi comunque. Quindi se ti dà la possibilità di... Quindi voi intrattenete e io monto un altro video? Vai. Io non Solo con la prima conosco parte. barzellette. Non sono Vabbè, bravo a ma raccontarle e possiamo non le parlare conosco. di questo e di quello, non è un problema. Ovviamente non riuscivo a vedere prima senza creare la diretta, non riuscivo a vedere se si potesse fare, abbiamo scoperto che non si può fare. Se magari ci danno qualche segno che ci sentono, ci vedono, tutto ok, mi preoccupo vedo se qualche non like vedo... sulla diretta, qualche like. Ce la fai? Like sulla diretta, quindi qualcuno ci deve vedere, insomma. Adesso la Sì, condivido no, su anch'io. Facebook sì, su YouTube non vorrei ci fosse qualche problema, quindi... Ah, ok. Ciao Federic, come stai? Ok, quindi anche su YouTube bene, ci sentite, tutto ok? Ciao amici di YouTube. Ciao a tutti. In realtà il tema dura poco più di 30 secondi. Taglio un po' della parte iniziale senza dire cos'è. Sì, va bene, cioè nel senso, oppure fai sentire solo l'ultima parte, no? Ok, Che vediamo quanto comunque dura. ha il tema. Ciao anche a Elena, con calma arrivate. Ciao, ciao, ciao. Ok, scusate, lo sto Niente, sentendo adesso. Vai Quindi tranquillo. vado della prima parte o dell'ultima? Ma è uguale, nel senso è uguale, non è che cambia, solo che c'è la parte in mezzo, se volevi farla sentire o meno. Ecco, Federic dice che deve fare gli esami online e mi devo informare anch'io. Sto usando la tecnica della procrastinazione per non dover affrontare la realtà, diciamo. Dovrei fare anch'io in teoria un esame online, che è l'ultimo e speriamo vada bene. Ma come ti fanno gli esami online? Perché anch'io dovrei fare esami online e non mi hanno ancora detto, vabbè che dovrò fargli fra un paio di mesi, però insomma. Sì, ma stai studiando anche tu? Sì, sono al terzo anno di relazioni pubbliche a Gorizia. Ok. E quindi sì. Ecco, in realtà non ho idea di come funziona, nel senso che magari spesso seguo le lezioni online, però poi comunque ho sempre fatto tutto in presenza fisica in classe. Ho un esame, è l'ultimo, è di statistica, quindi onestamente non so, non ho una lavagna a casa, no? Il professore ti dà il problema e tu lo risolvi, quindi infatti, cioè nel senso come orale... appunto gli esami, cioè, hai davanti il professore, ok, ma sì, chi può garantire per te che tu non guardi i fogli, appunti o geroglifici? Diciamo in questo esame no, c'è permesso. Ecco. Hai almeno il formulario, però è ovvio che un conto è quando lo fai di persona hai 4 ore e quindi ti sfogli le tue sbobine, eccetera. Un conto è se magari il professore lì e hai un plico di fogli così, dici, no, la risposta la so, aspetta che vado a cercarla. Nel senso... Sì, è vero, più o meno devi sapere quello di cui stai parlando. Chiaro è che se ti sei fatto uno schema, se te lo appunti sopra, non penso che... Sì, insomma... A parte che è un periodo strano, quindi non penso che debbano rompere tanto le scatole da questo punto di vista. No, ma poi ho detto, cioè, è l'ultimo, l'ho fatto già un paio di volte, la statistica proprio non è mai fatta, insomma, quindi sì, non è il mio punto di forza, diciamo. Ne verrai fuori, terranno conto sul anche di pietismo. questo periodo molto, molto, molto duro per tutti, anche per chi segue le lezioni online. Comunicazione di servizio, mentre sento che proprio l'avete presa alla lettera, parlate di qualcosa perché vi guardo. Sì. Volevo anche salutare Alessandra, un bacione anche a Dakota e Bianca, che spero stiano bene, insomma.
Ciao a Poco tutti, fa ciao a stava tutti. discutendo su Microsoft Teams su come svolgere l'esame col professore. Facci sapere nel caso, perché siamo interessati anche noi, ecco. Ecco, se a qualcuno piace la statistica descrittiva e vuole fare l'esame al posto mio, non ve lo impedisco, giuro. Cioè, nessun problema, anzi. Io posso stare sullo sfondo a piangere, non c'è veramente il problema. Una cosa importante, voglio sentire la nuova sigla, no? Grande, Ecco, grande, ciao grande. anche Patrizia, ciao. Allora, la nuova sigla è in produzione in questo momento. Il bello della diretta. Raccontiamo un po' Patrizia. cosa sta succedendo, per chi magari si è collegato dopo. Io, mentre sto parlando con voi, sto ascoltando appunto la nuova sigla. Perché? Perché il programma che utilizziamo per andare live non accetta i file audio. Quindi ho provato a caricarlo e ovviamente potevo farlo soltanto una volta avviata la live e non trovava il file audio. Allora cosa ho detto? Monto un video, ma nel senso che vedrete il logo con sotto la sigla e semplicemente mettiamo quello con la sigla. Una volta caricato ci ha detto che accetta video solo massimo di 30 secondi. Quindi, perché le cose prima adesso, non te le può dire, no? Sempre all'ultimo te le dice il programma. Adesso io direi che la parte centrale è più lunga di 30 secondi e non saprei come tagliarla. Quello... Cos'è Siri questa? Ciao Siri. Non le sembra di aver capito bene. Grande. E quindi farei tra un po', ascoltiamo la prima parte, dopo un altro po' ancora ascoltiamo l'ultima parte. Quella in mezzo la lasciamo come sorpresa, la useremo in altri momenti, non preoccupatevi. Sì, che ne dici? Stiamo allenando nel far sorprese e mantenere un po' la suspense, no? Che ne dici, Gio? Sì, va benissimo. Guarda, sei tu il mago Merlino della situazione, che fai avete presente con i libri e tutte quelle robe lì, no? E quindi sì, decidi tu, va benissimo comunque. Sì, perché non saprei, perché è tutta luce, o faccio 4 video diversi e li mettiamo in consecutivi uno all'altro. Basta che dopo da 30 secondi non passino a 10, che poi devono vedere 200 video per sentire la sigla. No, sono più o meno 4 video di 30 secondi, ma non so, dimmi anche tu, perché non vorrei neanche rovinare l'opera. No, non penso. A parte che i follower sentiranno comunque sui tuoi video, no? Quindi comunque questa è una prima, diciamo, no? Ecco. Quindi, esatto. Insomma, quindi teniamo il nocciolo. Esatto. Ok, quindi faccio 2 video, uno con la prima parte e uno con l'ultima, così sanno anche l'ultima com'è. Ok. Benissimo. Vai, torno al montaggio io. Vai. Beh, Elena dice che compagnia de mal transema. Adesso io magari non sono un linguista. No, leggo anch'io la stessa cosa. No? Ecco. Tradotto male assortiti, in effetti, sì. È la parola più corretta per descriverci, ecco. Per sentire i puntini. Bello. Io non so chi abbia inventato la frase il bello della diretta, ma sta settimana ce ne stanno succedendo veramente, cioè una dietro l'altra, veramente, di continuo, è incredibile. Ma così aumentiamo le nostre tecniche di coping, no? Dell'affrontare le situazioni impreviste. Assolutamente, è anche un bel passatempo vedere qualcuno che suda in fronte perché non sa come risolvere una situazione e tu sei dall'altra parte del schermo e dici dai, lo inciti, no? Cioè, mentre mi guardate, io in realtà adesso sto esportando i videini con le sigle. Dai, cioè, è tanta roba, ragazzi, o no? Che giustamente si fa in... Elena dice di bella Cessara, effettivamente, sì. Io sembro appena uscito da una caverna. Però c'è un bel ciappino, Un bel ciappino, sì. Ovviamente scusate, che i parrucchieri e i barbieri, come dice Mattarella, sono chiusi, chiaramente, e allora ho rubato a mia madre un ciappino, o ceppino, qualcuno dice ciappino. Si dice in tutta Italia ciappino? Non lo so. Dico, io lo chiamo picchiotto, ma dovrebbe essere dal friulano il picchiotto. Sì, picchiotto, picchiotto. Sì, ci sta.
Sappiateci dire come si dice, cioè più che quello, il ciappino, noi lo chiamiamo quello per mettere a stendere, no? Sì. La molletta per mettere a stendere. Sì, beh, ma penso che derivi un po' dalla lingua friulana, questa cosa. Ecco, ciappino da me significa un'altra cosa. Ok, non vogliamo chiedere cosa? Se si può dire, dillo, altrimenti secondo me non vogliamo saperlo. Siamo in fascia protetta, ricordatevelo. E questi però non li leggiamo, è un applauso a Tiziano che lavora per noi, quelli non servono. Ecco, vedi, in una forma dialettale il ciappino è la metà della chiappa. Perfetto. Ah, beh, sì, tipo il ciappetto, no? Ah, ok, sì, Esatto. tipo il ciappetto. A me piace talmente tanto che l'ho lasciato anche su. Allora, io intanto qua gira, quindi in teoria sta caricando, poi non lo so. Sì, qualcosa ha caricato, ma non sappiamo cosa. Vedremo quindi... se si sentirà e cosa si sentirà, però dai. Non so, spero tutto a posto, però non so. Facciamo a caso come al solito, perché noi le scalette... Ci divertiamo così. Di scalette ce l'abbiamo solo per salire sulle cose, basta. O per fare mobility coi cani. Anche. Ci volevo fare l'esercizio, però poi mi sono chiesto, cioè, quante persone hanno una scala effettivamente in casa da poter mettere a terra per fare la mobility, quindi se ce l'avete fatemi sapere che faccio l'esercizio, se no ma cambio, la possiamo fare lo stesso, eh? Avranno una scala o una serie di legni da mettere a terra. Tenete tanta compagnia. Autocertificazione, devo fare la mobility col cane. Esatto. Allora, grande Squor. Sì. Cosa ci racconti della sigla che hai preparato, che tra l'altro eri anche l'autore della vecchia sigla? Sì. Beh, diciamo che io e te, Tiziano, ci conosciamo dalla notte dei tempi, e quindi io ho seguito un po' tutta la costruzione di quello che è l'idea di sti cani, e quindi delle idee di Tiziano, cioè quando ancora non c'era nulla, Tiziano già mi parlava di quello che voleva realizzare, e già il fatto di aver realizzato tutto questo, secondo me, è un gran complimento a te, innanzitutto. E successivamente, chiaramente, lui sapeva che io scrivevo musica, perché insomma scrivo anche canzoni mie, e gli ho detto vabbè, a me piace suonare, a me piace comporre, quindi ti faccio la sigla. E lui ha detto sì, grande, numero uno, ecco, e io gli ho mandato l'idea, e lui alla prima sigla mi ha detto grande, bravo, ok, tipo in un giorno è stata fatta, finita. Stavolta ci abbiamo L'abbiamo fatta anche qua? O forse era più quella natalizia che abbiamo iniziato a farla insieme qua? Può essere? Sì, quella natalizia, che quella c'è, e secondo me è bellissima, sì. e si dovrà tirar fuori Vuoi che metto anche quella? Aspetta che faccio un altro video, vai. vai. E dove ero rimasto? Mi sono dimenticato. Sigla natalizia. La sigla natalizia, aspetta. No, quello l'ho interrotto io come al solito, perché mi piace mettere in difficoltà. Invece per sti cani, appunto, per la nuova immagine, insomma, anche di Tiziano, ho voluto, cioè, che la nuova sigla gli piacesse effettivamente, e che c'entrasse con quello che lui vuole dire, no? Che fosse coordinata con l'immagine che Tiziano voleva dare della sua attività, ecco. E quindi ho realizzato questa sigla grazie anche all'aiuto di Sara, di Tiziano, e anche di Leonardo, che ringrazio da subito, ci sarà fra qualche minuto, e che ci ha dato una mano anche nel mix e nel mastering della sigla. E ho voluto realizzare, insomma, questa sigla che forse ci sta anche bene in questo periodo, no? Perché è un po' allegra, è un po', come dire, sostenuta, e che credo sia, come dire, cada a fagiolo, a pennello, come si dice. Non mi ricordo qual è il proverbio giusto, qual è il modo di dire giusto, ma credo che sia cucito proprio su quello che vuole dire Tiziano, insomma, ecco. Tiziano e Sara, in realtà, Tiziano perché e Sara, è stata una decisione comunque anche condivisa, difficoltosa magari. Perché volevo dirlo, ma te lo dico io, sembra una, scusatemi il termine, scusatemi, sembra una stronza, quindi vabbè, no, ma in realtà, grazie. no, in realtà no, io sul momento dico
ok, ho sbagliato, più che altro è un discorso proprio mio personale, che sono un perfezionista e sbagliare mi destabilizza un po', però in realtà mi riprendo subito, e secondo me una critica costruttiva è importantissima, molto più che un complimento che magari non è veritiero, no? Una critica costruttiva va sempre bene. Sì, come dire un sì, sì, va bene, e poi magari Esatto, sì. lamentarsi per dietro, no? Assolutamente. Esatto, sì, ti piace quella roba lì? Sì, guarda, numero 1, mi piace tantissimo, e poi dietro ho sputanato con tutti. Vabbè, però capita, insomma, ci sta, anche questo è il bello della diretta e della vita, no, direi. Beh, chiaro. Poi Sì, se certo. avete in mezzo una persona che non riesce bene a filtrare le cose, Vabbè. e qua dicono: chi fermerà la musica? Bellissima anche la vecchia sigla. Grazie Assolutamente. Patrizia, grazie mille. Chi fermerà la musica? Nessuno, cioè la musica non ha muro, non ha muri, non ha divisioni, non ha confini, come dicevo anche nelle altre dirette, e quindi insomma la musica non finirà mai. Aspetta Giovanni, abbiamo una chicchetta. Vai. Sara, chi ha scritto chi fermerà la musica? Torna indietro che lo googlo. Nessuna idea. Beh, questa volta puoi dirla giusta, questa volta puoi dirla giusta. Facciamo che googlalo e poi ti rifacciamo la domanda. La dai. so, i Pooh, l'ho già googlato. Ma non erano Finalmente. i Queen, scusa Tiziano. I Beatles mi sembra. Sì, i Beatles, bravo, i Beatles. Vabbè, insomma ci si può Adesso me ne sbagliare, vado. voglio dire. Però mi È pare che che mi prendete... fermerà la musica non c'è un triangolo, e questo mi rende un po' molto triste, vero? molto triste. Molto, Anche molto. nella Vero. sigla non c'è il triangolo, eh? Nessuno Vai. vuole le mie doti aritmiche, mettiamola così. Però proprio. secondo me, e tra pochi intimi che siamo qui, Mm. pochi o tanti comunque, tra questi intimi che siamo qui, direi che faremo una chicchetta Mi avete regalato nei un video triangolo? prossimi. No, nei video prossimi, quelli ufficiali, fatti bene, non ste cose che si vede la casa, eccetera, eccetera, di cui lo studio non hanno ancora visto in realtà come verranno. Potremmo ogni tanto mettere un triangolino così, lì a caso, basso basso, così solo chi ci ha seguiti in tutto questo percorso saprà che cosa vuol dire. Sì, e direi che magari lo mettiamo basso basso, e Lo faccio io che riesco a suonare bene, deve andarselo ad ascoltare bene, deve dirci qual è il secondo preciso in cui in cui viene fuori il triangolo. Bellissimo. Sotto ad ogni video a caso, quindi totalmente anche fuori tempo con la colonna sonora che rimarrà poco, perché appunto eccolo lì, quel triangolo lì lo suoneremo. È un orecchino in realtà, ma e è ci anche uno dei miei diranno, preferiti. e la sfida, oltre a dire wow, bello, eccetera, eccetera, dei video, chiedere consigli, ci dovranno dire sotto il minuto. Quindi loro, senza scrivere cosa, solo il minuto. Così chi non lo sa andrà lì a sentire e dice: ma cosa è successo? Cosa? Ma Bellissimo. come hanno fatto? Comunque, il triangolo no, non l'avevo considerato. Il triangolo no. Lo so, Renato Zero. Grazie. E poi Sara ti sfottono solo perché sei giovane. Giovane. Neanche... sì, dipende dai punti di vista, 23 Sara, quanti direi. anni ha? Sì. Anzi no, non Io si ho può 23. dire. Sì, sei più giovane di me. È un'età in cui si può ancora dire, in realtà. Sì, Stavo si per può anche dirlo, sbagliare però. sui Pooh e sui Queen, dai, No. ancora per un paio di anni. Quello non è possibile, secondo me. Allora, Mi dispiace. Leo scrive che dovrebbe arrivare per le 7. Quindi Ottimo. la sigla, aspettiamo Leo. Io direi, se volete, così poi con Leo riapprofondiamo il discorso, guardiamo subito gli esercizi che ci hanno mandato i nostri amici da casa, se vi va bene. Volentieri. Dai. Yeah. Però devo preparare la cosa, perché per montare gli altri video non ho fatto questa. Allora, per la prossima volta guarda, mi presento con un paio di barzellette. Eccoci qua. Da Geronimo Stilton le voglio. Allora, vediamo. A parte che, guardate che, a parte qua la stortezza, 2 che vanno dritti, uno storto. Però, guardate, sta prendendo tutto un altro colore, di arancio. Qua ripartiamo invece con le cose un po' più antiche, che fanno parte della storia di sti cani. E invece quello che ci hanno postato sono ben 3 video.
primo guardiamo questo che l'ha postato Malcolm, ma in realtà voi non sentite l'audio, giusto? No. Ok, lo No, sento io solo io. continuerò a chiamarla la piccola Nairu, nonostante pesi praticamente 30 kg e passa, però sarà sempre la piccola Nairu, perché in realtà, per quanto possa sembrare grande, non ha neanche 1 anno. È piccolina. Sei piccolina, cuore, sì. Scusa, non mi sento proprio. È semplicemente un fenomeno. Guarda, da sola gli hanno lasciato lì la scatola. Il gioco, Giovanni, era quella di... scusate che mi urla nell'orecchio. Era quello di, appunto, riuscire ad aprire una scatola per prendere il premietto che c'è dentro. Nairu ce l'ha fatta. Fantastico, veramente. Poi anche tutta da sola, si è organizzata con la sedia. Bravissima, sì, veramente. Sì, l'ha sistemata lei proprio. Si è messa i bocconcini nella scatola, l'ha chiusa e poi l'ha riaperta. Cavolo, assurdo. Mamma. Spettacolo. Dopodiché c'è Ilaria con Shana. Dai, è bellissimo che mettete le musiche, solo che non me l'aspetto di sentirle, quindi mi partono nelle orecchie. C'è anche la musichetta, anche qua, eh? E non è neanche male, quindi andate a vederlo poi su Instagram, tra i post taggati. Brava, cuore. Poi ha fatto benissimo anche a spostargliela un pochino se è un esercizio che non ha mai fatto, quindi semplifichiamoglielo, no, all'inizio, se proprio è una cosa nuova per il cane, che vedi che lascia un po' aperto, ottimo. Poi se avete cani come Malcolm che generalizzano, iniziano ad aprire gli sacchi della spazzatura, i cestini della spazzatura, ecco, beh, nascondeteli o metteteci sopra un mattone come ho fatto io. E brava, anche Shana. Mm-hmm. E sempre Shana ha fatto anche l'esercizio del lenzuolo con la stessa musica, quindi vi tocca andare su Instagram nei nostri, anzi qua non gli abbiamo neanche messo il like ancora. Come no? Adesso gliel'ho messo io sti cani. Vergognati. Sì. Sì. Da che brava Topina. Ma guarda con che leggiadria proprio. Sì, ma anche come usa bene la zampa, dire boh, sposto un attimo e prendo il premio. Oggi ho beccato Malcolm scavare usando il naso, ha aspirato della terra e ha starnutito un quarto d'ora a terra. Arriviamo, Leo. Ok, amore. Bravi. Attendiamo anche gli altri, assolutamente. E è arrivato un ospite. Aspetta. Ma chi sarà? Eccolo qua! Grande Leo! Con la telecamera. Ciao, piacere Leo, ciao. Con la telecamera sempre più sfocata. Come piace. E il panetto di droga sempre lì vicino al davanzale. Esattamente. Ma Leo, fammi vedere il dito, il pollice destro. Cosa è successo? Mi sono fatto male al lavoro oggi. No. Vabbè, no. Tu lavori in casa di riposo? Io lavoro in casa di riposo a Cividale, sì. Fortunatamente nulla di infettivo. Ci sono dei blister delle pastiglie che sono bastardissimi e ti si infilano nella pellicina tra l'unghia e il pollice, insomma. Fermiamoci qua che mi fa senso. Esatto. Tutto ciò che riguarda unghie e denti sono... allora, chiamami e mi dici... Mi spieghi bene. Io voglio sapere queste cose qua, mi interessano. Dopo chiami in privato e mi spieghi. Dopo fate, che non è CSI qua. In privato. Aspetta che devo cercare la diretta sul telefono. Aspetta, sti cani. E poi avete appena concluso una vostra diretta, giusto? Come 5 uomini. Non eravamo proprio in diretta, eravamo in podcast, sì, in diretta radio. Eravamo con Radio Quarantenna, che è una radio, stanno finendo, insomma, penso che vadano avanti ancora una mezz'ora di diretta. Io mi sono staccato per venire qua e praticamente, ci mancherebbe, ma praticamente
una radio, una web radio di Bolzano, è nato, si chiama Radio Quarantenna, ed è una radio nata appunto per tenere compagnia alle persone in questi giorni un po' particolari, un po' difficili, no? E sta crescendo bene, postano musica e poi trattano di argomenti dai più vari, hanno vari, diciamo così, spettacoli sì, era molto carino, è stato molto interessante, anzi li saluto. Voi come state? Tutto bene? Sì. Allora, anche oggi un po' di complicazioni, ovviamente, ma come sempre. Infatti poi Giovanni ci ha raccontato già la parte compositiva, ma manca ancora un pezzetto, secondo me. Sì, manca tipo la scelta degli strumenti, ma quella... Però prima almeno sto giro, almeno non siamo partiti dal parto, dalla nascita proprio di scuola ai giorni nostri. Esatto, è vero. Esatto. Però calcola che all'inizio apro il tutto tranquillo, ok, perfetto, e vado per caricare la sigla e ovviamente questo sistema che utilizziamo non accetta file audio, semplicemente. Quindi cosa ho detto? Ok, bene, ma non benissimo. Dalla diretta, ok, mi metto a montare un video, semplicemente metto il logo con sotto la traccia. Ok, carichiamo, ma non accettava video per più di 30 secondi, quindi non era possibile nemmeno quello, e quindi in realtà ascoltiamo tra un po' l'inizio, poi verso la fine ascoltiamo la fine, la parte centrale se la troveranno come plus nei prossimi video, o magari anche nelle prossime live. Certo, mi piace la suspense, no? Piace la suspense, dai, assolutamente. dare tutte le carte subito, no? Ah, ma Dio, però se come l'altro giorno tu hai messo il video, no? Cioè che hai fatto partire il video del gioco in casa con il cane, quello lo regge? Sì, perché appunto prende il video, no? Quindi anche l'audio del video. Ok. Solo Sì, audio no. In realtà dovresti avere tipo la sigla cioè la sigla video con l'audio sotto, allora ce la puoi fare. Esatto. È tutto un casino. Esatto. Sì. Bene. La sigla è stato parecchio divertente lavorare, no? Insieme a Giovanni. Aspetta che devo condividere assolutamente questa come faccio a condividere la live? Così, semplicemente. Eccoci qua. Adesso la condivido così siamo online anche sui miei canali. Allora, la sigla. Quando Giovanni mi ha contattato per dire posso taggarvi anch'io, no? Giusto? Anche assolutamente. con i 5 uomini. Dai. Sì. Io ho lasciato ancora la scritta Leo 5 uomini sulla cassa del morto. Così faccio un po' di personal branding. Sì, bravo. Esatto, che populismo. Allora, lì praticamente va bene. quando Gio mi ha chiesto, io ero veramente contento perché uno, è sempre un piacere collaborare, no? Così in amicizia, e due, ho detto finalmente un po' di lavoro, perché lo studio che ho normalmente per svolgere la mia attività, insomma la nostra attività di produzione, mixaggio, almeno quello che cerchiamo di fare, non è nel nostro comune di residenza, quindi non possiamo andarci in quanto non è la nostra attività primaria lavorativa, e quindi è stato veramente difficile appunto non poter sfruttare il materiale che ho là. Diciamo che siamo riusciti comunque a tirare fuori il meglio, anche perché insomma avevamo promesso a Tiziano di farla in un determinato lasso di tempo, insomma ci pareva brutto anche non rispettarlo, non rispettare le tempistiche, e quindi insomma abbiamo fatto il massimo. Anzi, siete stati anche di meno comunque, perché mi è suonata la sveglia poi a un certo punto, ma un bel po' di giorni dopo, in cui sarebbe dovuta arrivarmi una prima parte, diciamo, una prima prova, ma in realtà eravate già al mixaggio nei tempi che mi avevate detto. Sì, quindi no, sì, lì perché io sono modalità
con la badile, no? Nel senso che se i tempi non vengono rispettati vado nel panico io, no? Quindi può confermarlo Leo, che talvolta mi scuso anche con lui perché gli scrivo 800 messaggi tipo Leo dobbiamo tutti tipo verbi imperativi. Io invece sono più polleggiato, però per adesso in qualche mese di attività non abbiamo mai mancato una consegna, cioè sempre in anticipo sui tempi, insomma, concordati. Quindi forse perché siamo un po' paranoici, no? Il tipo, sì, ci prendiamo per tempo. Ci capitano anche tante sfighe ultimamente, quindi è quello che non funziona e l'altro che non funziona. Purtroppo sì, dobbiamo essere un po' resilienti e non mollare, e soprattutto essere paranoici, nel senso che se la consegna è il 20 noi ce l'abbiamo pronto per il 18. Anche il 17, sì, esatto. No? Paranoico è il nuovo disturbo ossessivo compulsivo proprio. Sì, assolutamente. E niente, c'è poi anche... dimmi. Dicevo anche Elena che scrive l'unica sigla puntate della storia. Grande Elena, mi sa di sì. Sigla puntate dovevamo intitolarla questa diretta. Vero? Sì. È vero. Mettiamo la sigla a caso e voi da casa ci dite questo viene prima, questo viene dopo e il triangolo in mezzo a caso. Far sentire 2 secondi, no? Tipo te, basta. Finiti, tipo dobbiamo raccontare a Leo la storia dei triangolo che abbiamo inventato. Anzi, la scuola ha inventato. Sotto alcuni video di Tiziano ci sarà una sigla con un ospite strumentale, nel senso che si inserirà uno strumento che a Sara piace tantissimo perché l'ha studiato per 10 anni al conservatorio, ed è il triangolo. Lo metteremo a basso volume e insomma, i seguaci che stanno seguendo anche questa diretta potranno dire a quale secondo viene fuori il suono del triangolo. Minuto e quindi secondo. Vedremo chi vincerà. No, questa è una cosa molto interessante, anche perché c'è un aneddoto, no, che dice che tu puoi avere un'orchestra di 60 elementi che suonano al massimo della potenza, ma una persona con un triangolo lì in mezzo la sentirai sempre. E questo è perché proprio copre un range di frequenze che non è coperto da nessun altro strumento, forse solo l'ottavino arriva così in alto, ma neanche. Quindi direi che ogni tanto lo metto proprio fuori tempo, quindi magari è anche più evidente. Esatto. Sì, ogni tanto lo metto invece a tempo. Io ce la fa. E bisogna dire... o te lo faccio mettere a te ogni tanto. No, dico se ce la fai ad andare fuori tempo, perché anche in genere cioè adesso hai talmente tanto ritmo che ce la fai. Se vuoi questo incarico nefasto me lo prendo io. Mi è venuta un'altra idea, scusate se mi inserisco dentro, mi è venuta addirittura un'altra idea, perché si possa fare in più step. Allora, la prima lo metti fuori tempo e un po' più alto di volume, magari, tipo livello facile. Poi più basso, sempre fuori tempo, poi ancora più basso e a tempo, e vedere insomma come funziona. E che qua poi a questo punto ci serve un ingegnere per sviluppare l'app, diciamo, esatto, trova il triangolo. Lo Space Shuttle. Beh, ma l'app è semplicemente qualcuno che monta, che potrei essere io presumibilmente, che mette la traccetta del triangolo. Ultimo step è: lo metti più volte e le persone devono contare quante volte viene fuori il triangolo. Ogni volta che lo azzeccano viene fuori la mia faccia così. Col triangolo in mano. Esatto, è che è piccolino, mi servirebbe una bacchettina piccola per... ma secondo me potremmo mettere come premio Sara che inizia a suonare il triangolo. Se qualcuno indovina veramente, Sara inizia a studiare veramente. Faccio un concerto live di triangolo fuori tempo, assolutamente. Esatto, assolutamente, imperativamente fuori tempo. Triangolo e flauto, il top. Bellissimo, quindi adesso io vado a ordinare un triangolo e glielo mando a Sara. Esatto. Ecco, grazie. Penso che possa essere considerato un bene di prima necessità, quindi ve lo manderebbero. Assolutamente. Comunque come siete in questi giorni? Cosa mi raccontate? È stata una settimana interessante, tanti ospiti, anche di un certo spessore nella cinofilia.
ne avremo altri, Sì. io non sto più nella pelle, sto per avere un meltdown. Oggi, quando ho avuto la conferma di chi verrà, io ho pianto, quindi... Ma perché arriva uno di quelli grossi? Per me anche sì, è perché poi magari se la vede la diretta, quindi vorrei evitare la fase fangirl, insomma. Ma Tiziano, non mi avevi detto niente? No, nulla proprio, no? Ma io avevo letto... di questa settimana sì, ti avevo detto giovedì. Sì, di questa settimana sì. Noi abbiamo la chat tra di noi, no? Io, Giovanni e Tiziano. No? Tiziano ci aveva anticipato, no? Che questa settimana ci sarebbe stato un big della cinefilia. Sì. E quella diretta come è andata? Che io avevo pomeriggio al lavoro, quindi non ho potuto seguirla. Racconta pure tu, Sara, la tua parte, poi io racconto la mia. Ok, no, bene, emozionatissima assolutamente, ma è stata veramente interessante, anche perché comunque abbiamo avuto Spennacchio giovedì, che ha scritto Canile 3.0, si occupa di canile. Scusate, sento il ritorno della mia voce, non so da chi, però che brutta voce è registrata, accidenti, che schifo. È l'unico che vedo senza cuffie, quindi Giovanni sicuramente. Io sono con le cuffie. Forse il cellulare. Ok. No, è possibile. Avevi il cellulare con la diretta? No, non me ne prende con no, io avevo la diretta spenta comunque. Ok. E niente, secondo me anche la grandezza proprio di Spennacchio è quella di riuscire a parlare di argomenti tosti e complessi senza però mai essere, diciamo, un giudicante, quindi senza mai dire tu sbagli, devi fare, ma sempre magari propone, appunto, descrive il problema e poi ti dà 1 miliardo di soluzioni che possono appunto funzionare in base al contesto in cui le applichiamo, ed è una cosa comunque straordinaria, no? Che generalmente si tende a lamentarsi, a dire così non va, e finisce lì. Esatto. È quello che si diceva delle opinioni costruttive e distruttive, no? Cioè quando uno ha tanta esperienza riesce con le sue opinioni ad essere sempre costruttivo, e quella secondo me è il punto perfetto per un professionista, no? Che può sempre sbagliare, per l'amor di Dio, ma insomma poco secondo me, di meno. È che è talmente tanto comunque uno specchio della realtà il libro, che almeno per me appunto spesso è innervosito, no? Dire cazzo, è così veramente, non va bene, no? Però ovvio che la verità deve fa anche piacere male, solitamente. sì, però assolutamente. E boh, vai pure, invece, Tiziano. La mia parte è un'altra, che ovviamente ero emozionato anch'io per questa diretta. Però cosa è successo? Ovviamente nelle dirette che senti ancora di più, no? Perché chiaramente anch'io lo seguo da quando faccio l'educatore cinofilo, anzi da quando studiavo, e ce l'ho qui live, quindi sono emozionato. Quella sera non andava internet, nel senso non andava fino a mezz'ora prima, anzi 20 minuti prima, 10. Poi andavo, ok, iniziamo, e inizio io a sentire male lei, però dicevo, guarda che non ti si sente, lo introduco io, e parlavo, però in realtà e invece il problema era lui. Era il mio collegamento che non andava, fino a uscire proprio dalla live. Una volta, poi provo a rientrare, mi fa entrare un po', poi si blocca di nuovo. Ok, mi sono fermato un attimo, ho dovuto ragionare. Ok, sono andato a prendere il portatile a cui ho collegato il cellulare in hotspot per avere internet, a cui ho fatto i cambiamenti, messo il microfono, messo le camere, e mi sono ripresentato così come nulla fosse. Sì, sono sempre stato qui io. Ma di solito... Sì, è colpa vostra. Dove eravate fino adesso? Sì, ma basta, non mi prendete in giro. Esatto. No, però questo è un classico, è veramente un classico, gli inconvenienti tecnici quando sei arrivato proprio alla cosa che più aspettavi, no? Gio, tu ti ricorderai la presentazione del primo disco dei 5 Uomini, è saltata la luce in teatro, cioè non è che dici eravamo in un locale che dici vabbè ai 3 kW come le case ci può stare, eravamo nel teatro del comune di Cividale ed è saltata la luce 2 volte, ok? Poi, è stato una cosa di cui ci si ricorda, no? Quindi in realtà nel male sapere utilizzare la situazione bene. Ma infatti guarda, a posteriori è stata una cosa di cui ci ricordiamo benissimo, anche perché lì
con una naturalezza che non ti spieghi come ce l'hai, perché è impossibile. Abbiamo staccato gli strumenti dai cavi e siamo andati a suonare in acustico tra il pubblico mentre i tecnici risolvevano il problema, no? Cavolo, bravoni. Cioè, veramente una cosa che almeno, cioè, se ci capitasse altre volte non ci verrebbe mai in mente, ma mai, perché però quella volta lì non so cosa è scattato e abbiamo detto boh, dai. E la gente se lo ricorda per quello, no? Anzi, alcuni erano convinti, almeno nei primi tempi, che l'avessimo fatto apposta. Però sì, allora, a posteriori abbiamo un bel ricordo di questa cosa qua. Sul momento, diciamo che anche perché lì sei comunque un certo livello di adrenalina stabile per affrontare il concerto, e quello ti dà una botta, ti sbalza tutto, che dopo ricominci, però ricominci che sei un po' disorientato, no? Quindi a livello di performance non è il massimo. Però fa parte del gioco, era un concerto che preparavamo da mesi, perché comunque era la presentazione del nostro primo disco ed era il primo concerto del 2017, perché quell'anno lì avevamo fatto praticamente, ci eravamo fermati con il live fino ad aprile, non mi ricordo che giornata era di aprile, forse no, il 30 era il secondo disco, ecco. Comunque ci eravamo fermati e il primo concerto dell'anno era quello, quindi era il modo per partire con un botto. Vabbè, dopo questo aneddoto vi chiedo, ma vi piace? No, ma secondo me puoi descrivere tutto il live, è un'oretta della diamo. Sì. Ma quello è solo il primo, raccontaci anche tutti gli altri. Sì, raccontaci di tutti i 300 live, citazione Alberto. Però appunto, la bravura non è che mi sto dando del bravo così, mi auto dico. Ah, a proposito, hai visto le magliette nuove, Leo? Guardate, sti cani spaccano di brutto, ragazzi. Avete fatto bene, io. Ma in realtà sono quelle vecchie con attaccato sopra un pezzo di carta. Però io non ho manco quella vecchia. Quindi... Cioè, si era un po' capito, quando l'hai toccata ha fatto un gruppo di carta, perché con una telecamera così potrebbe sembrare tranquillamente un gioco di quelli plastificati che vengono stampati sopra. Quindi ci hanno detto anche ieri. Ecco. Comunque dicevamo appunto anche questa, riuscire a risolverla nel momento poi che sei in ansia, perché chiaro, aspetti la live, c'hai comunque un po' di ansietà di live, nonostante siamo alla 16ª, comunque sì, ti senti un po' di responsabilità, in quantomeno in quello che stai dicendo, eccetera, eccetera. Ti capitano ste cose, non ti va internet, sai che non ti funziona. Allora lì sono stato da sola. Esatto, lei da sola. Io che non sapevo neanche se andava avanti realmente la diretta o se fosse saltato tutto, non lo so, perché ero staccato dal mondo praticamente. Allora penso di essere stato fermo così un bel po', ma non perché si era bloccata l'immagine, ma proprio perché mi si era bloccato il cervello. Dovevi pensare a che cosa fare. Esatto, e abbiamo risolto. Uguale, bella anche l'idea vostra appunto di prendere e partire in acustico quello, spesso lì è anche l'ansia che aiuta, perché comunque ti attiva, a meno che non sia un'ansia paralizzante, quindi lì è troppa. No, però ti attivi, dici devo fare qualche cosa che sono di fronte a delle persone e non posso fare la scena del sto fermo aspettando che mi risolvano il problema, devo sempre. Noi all'inizio abbiamo lavorato molto su questo. All'inizio eravamo molto più tipo tra una canzone e l'altra non sapere cosa dire, tempi morti lunghissimi, lo spettacolo che comunque si bloccava ogni tot, ed era veramente agghiacciante, ed è un problema di tanti, però fortunatamente adesso ci abbiamo lavorato un po', adesso fila via un po' più liscio. Ma volevo chiedervi se vi piace la sigla. Ancora 3/4 d'ora se vuoi per parlare. Non lo so, ma io ho aspetta, prima della sigla ricordiamo che quello che hai alle spalle non è un panetto di droga. Fai vedere effettivamente per uno che ha visto Narco è semplicemente sono pigrissimo e è semplicemente un'imbottitura pigrissimo, sono sul letto, però questo qua è lo spigolo del davanzale in marmo, quindi svegliarsi la mattina con una spigolata di marmo sulla coppa non è il massimo. Potrebbe rovinare la giornata. Esatto, anche se non ho mai preso neanche questo, però insomma, per precauzione meglio un qualcosa di morbido. La sigla sì, per me è spettacolare. Triangolo, però manca il triangolo. No, scherzi a parte, no, è molto bello. Potevamo mettere il triangolo perché effettivamente così è completa al 90%, secondo me. No, ma secondo me è andata meglio così, appunto perché lo mettiamo a random.
Lo metto io fuori vogliamo. tempo, non c'è problema, che non mi serve sforzo per quello. Aggiusteremo assolutamente la cosa. No, mi dispiaceva, mi è piaciuto tantissimo quando Joe mi ha contattato. È stato un mix, non è stato particolarmente difficile, ma ci sono state un po' di cose da tenere da conto, tipo gli abbai, i barf, come li ha rinominati Joe. Andavano gestiti in una certa maniera, e Tiziano mi ha anche dato la revisione per non svegliamo, perché non hanno grossi titoli. Mi ha dato la revisione che alla fine è diventata la versione definitiva un po', no? Comunque io mi sono accorto di una cosa, di quanto comunque si lavori tanto anche a distanza, anzi probabilmente a livello musicale si lavora quasi anche di più, no? Perché c'è la possibilità, no, di fermarsi e di riflettere su tantissime cose, no? Anche sul concetto del fatto che prima fai tantissime cose, c'è sempre un treno in corsa che devi fare, cose però sempre diverse, no? Adesso sei sempre nella stessa posizione, chiaramente devi concentrarti su te stesso e su quello che puoi fare, no? Secondo me, dai, cioè, vediamo anche i punti positivi di questa situazione, che ovviamente ne ha tantissimi negativi, e quella è una cosa secondo me molto, molto bella. Infatti Tiz mi diceva che praticamente lui è svalvolato perché sta facendo 800 miliardi di cose e preferirebbe non essere a casa, no? No, Tiz? Come dicevi l'altro giorno. Variare un po', sì, perché qua alla fine della quarantena mi ritroverò a dover riposare almeno una settimana a casa senza vedere nessuno. Lo so. Ma io infatti col mio lavoro ho la fortuna, ma veramente, di poter continuare a dare un contributo, insomma, e tanti mi invidiano il fatto che ho un lavoro che mi permette di uscire di casa per variare un po', no? Perché mio papà, per esempio, che fa l'insegnante, è a casa da un mese, più di un mese, se non può fare niente. Più di un mese, Leo? Sì. Ragazzi, io scusate, no, ma tu devi dire, però io tra un paio di minuti devo andare, che ho una telefonata. Allora, se vuoi, sentiamo la sigla con te. Sì, volentieri. Squor, la presenti tu, che sei l'ideatore. Signori, I nomi non lo sanno, il nome della sigla non la sanno. Beh, non senso. Devono, sì. Vabbè, sì. Signore e signori, la sigla di... La nuova sigla di... Ricomincia. Taglia. Vai, vado. Cani, vai. Alla fine. Grande, è bellona. Grandi. Vediamo cosa dicono di questa sigla. Vediamo subito cosa dicono. Io e dicono. Leo siamo tanto curiosi. Se qualcuno non piace, che menta. E soprattutto, mi raccomando, tanto dopo vedremo la seconda parte, mettetevi anche le cuffiette, che merita in cuffia, appunto. Sì, è stata mixata in cuffia, ovviamente, per ovvi motivi. Bene. Bellissima, troppo figa. Grandi, grazie. Ilaria Fogdo Style, grazie mille, ragazzi. Bene. Mondo Fantasia, grande. Grazie. Grazie a voi, veramente. Ilaria, grazie. Bene. Grazie a tutti. Grazie mille, ragazzi, Leo, anche della... Piacerissimo, ma figuratevi, anzi mi dispiace, ma ho una telefonata. E mi è piaciuto tantissimo, e sentiamoci per le prossime, visto che purtroppo sembra non andare per le corte ma per le lunghe. Siamo qua. Guarda, aspetta, prima di andare, il signor Ivo Catti dice bel basso, e chi l'ha fatto il basso? No, Joe, lo stesso, anche se io sono il basso, l'ha fatto lo stesso Joe. No, beh, il suono in realtà è prenditi i meriti. Io l'ho solo suonato, ma in realtà non l'ho mixato, no? Leo ha fatto bello ciccio, no? È bello.
Ah no, sì, quello sì, è vero, mi ricordo il momento in cui sono cambiate un po' le basse, le basse che abbiamo detto, adesso sì, quello è vero, hai ragione. E tra l'altro, in realtà hai sbagliato, ma hai fatto bene. Nel senso che era il contrario, ma va benissimo, anzi va meglio così. Quindi, nell'audio a volte così, a volte se non segui le regole vengono fuori le cose giuste. Esatto. È molto bella, è fresca, non so, ti dà la sensazione di spensieratezza, no? Di leggerezza. Certo. Non so se... Magari non era quello l'intento, ho detto una cagata. No, era proprio quello, perché io volevo... Perché io stavo cercando di effettivamente trovare qualcosa che piacesse, perché cioè, io dalla prima impressione capisco tanto, no? Quindi se ti mando una roba e mi dici bene, già lì bene non mi piace, nel senso non mi va bene, quindi vuol dire che non ti piace. Se invece dici cavolo, figa, grandioso, allora sì, allora ci siamo. E infatti abbiamo fatto un po' di prove, no? Tiziano e Sara stanno benissimo. Ma non tante. Non tante, però insomma. Leo, grazie mille. Grazie, Leo. Ci vediamo, se siete liberi sabato prossimo facciamo una serata danzante musicante. Vediamo come siamo con i turni e ti faccio sapere. Perfetto, ottimo. Grazie mille. Ciao. Basta, finita così. Bella, davvero bravi. Ciao Leo. E siete una forza. Bene, bella, grazie, siamo molto contenti di questo. Il risultato mi pare che sia raggiunto, no? O comunque... Attenzione. Momento di suspense e vediamo chi è arrivato. Eccolo! Bruno! Ciao Bruno, ciao! Ciao Bruno! Ciao Bruno, piacere. Per chi non lo conoscesse, Bruno... Che bello darti una faccia, finalmente. Sì, veramente, finalmente ci vediamo in faccia e ci parliamo per la prima volta. In realtà finora era tutto uno scambio di messaggi. Bruno è il grandissimo grafico che ci sta dando una mano in tutte le grafiche che vedrete prossimamente sul canale e dovunque. E l'ho voluto qua con noi perché merita veramente. Infatti adesso mi ero dimenticato, adesso mentre parlo e faccio finta di parlare, guardare voi, in realtà sto andando su Drive per andare a scaricare quello di cui parlavamo. Ma ci arrivo. Né io né Score ti aiuteremo. No, ma io... Zitti proprio, sì. Così, ti guarderemo in silenzio. No, veramente sì. No, ho visto la copertina, non vedrete mai la mia espressione perché in pratica ho il riflesso del monitor davanti agli occhi. È molto fastidioso, vedi? Sì. È che gli occhiali servono a coprire le occhiaie, no? Io... Devo stare con da qualche parte, eccoli. Per coprire le occhiaie. Vediamo a me cosa succede. È che o stai un po' più basso o se no giochi un attimino col computer, se no non importa, insomma. Dopo un po' ci si abitua. Vabbè. Bruno, raccontaci un po' di te. Di me. Chi sei? Da dove vieni? Dove vuoi andare? Allora, innanzitutto mi chiamo appunto Bruno, ormai l'avete capito tutti. Sono bassista, forse l'avete capito tutti. Sì, l'altra volta ci è arrivata una notizia del genere. È trapelata così nell'aria. Sono anche un musicista, purtroppo fermo da un sacco di tempo, perché il tempo appunto è cattivo con chi fa il mio lavoro, e poi, dulcis in fundo, sono un grafico pubblicitario da un pochino di anni, in effetti. Vivo sul Gargano attualmente, che è un posto meraviglioso, davvero bello, e vivo con la mia compagna, che sarebbe Ilaria, che ogni tanto fa capolino nella chat. La mamma di Shana. Esatto. Fa capolino nella chat, vivo con Ilaria, con Shana, che è appunto la nostra cagnolona, che adesso sta su, perché sennò qua scoppiava il putiferio davanti al PC. E in più, cosa che adesso vi aggiungo io, viviamo con due gatti che si chiamano, uno sta lì vicino alla stufa perché è un gatto strano, si chiamano Ombro
che è il maschietto nero, che adesso sta venendo qui perché ha visto che gli ho parlato, e poi c'è la più grandicella, che è Pandora, che è un classico gatto europeo. Quindi siamo una famiglia più quadrupede che bipede, diciamo così. Non vedo l'ora io di andar via appunto di casa solo per avere 2 gatti, che mia madre è dannatamente allergica, quindi non mi sembra il caso di uccidere un gatto. No. È un po' complicato col pelo del gatto, è molto fastidioso. C'è anche un mio amico fraterno che ha anche lui una amicia fantastica che si chiama Nikita, però poi, avendola a casa, ha sviluppato dopo un po' di tempo l'allergia ai gatti e adesso la tiene là la tiene ovviamente a casa, ma porca miseria, è fastidioso. I guanti in lattice, no? Esatto, e poi adesso ce li abbiamo tutti, i guanti, mascherine, cose, quindi... Quindi siete preparati adesso? Sì. Allora, io sto intanto esportando qui le cose, quindi riusciremo a vederlo a breve, perché intanto quello che andiamo a presentare stasera, tua creazione, cos'è? Ah, non lo so, creazione di che? Non so, chi sei? No. Cosa ci faccio qui? Ma infatti, dove sono? Allora, il loghetto, partiamo da quello, immagino, no? Sì. Ricordato, è il loghetto di questo bel programmino che ha messo in piedi Tiziano ormai da diverse puntate. Io ho perso il conto un po'. Sedicesima che io e Sara siamo qui. Porca miseria. E quindi c'è questo sottilissimo restyling del loghetto che a me piaceva già tranquillamente all'inizio, il loghetto di April Spring, appunto, a cui sono state fatte proprio 2 modifiche leggerissime. Hai visto il mio, la mia scritta, e hai detto, ma dai, forse qualcosa si può fare. Mi piaceva anche così. Quello poi ti spiego, vi spiego a tutti anche perché ho fatto determinate modifiche, che sono poi dei piccoli segreti, diciamo così, del mestiere, che servono a rendere un pochettino più dinamica. Ecco, già ho detto tutto, una semplice scritta. Allora, io direi che vediamo. Tu sei riuscito a sentire la nuova sigla? No, ho sentito qualcosa perché sono rientrato 2 secondi fa che sono scappato a comprare la cena. Beh, ma direi che dato che con l'elmetto per paura di essere fucilato dai cecchini in giro. Vi dirò che siete entrambi musicisti, ma entrambi affezionati alle scritte, perché anche Giovanni è un po' preciso, no? Con le scritte. Sì, sono rompi scatole. Se non c'è se non è centrato, se non è nel terzo, io mi disturba proprio, mi esplode il cervello. Come dire. Direi, io semplicemente ho preso il logo che hai fatto, l'ho messo su sfondo bianco in 16 noni, quindi lo vedranno. Così sentiamo anche il parere sia di Sara, l'hai già visto tu, però vediamo anche il parere di Square. E poi sentiamo la sua sigla e attendiamo il parere di Bruno. Dai, che poi so che Square deve scappare, quindi... Sì, devo andarmene. Allora, vediamo prima il nuovo loghetto by Bruno. 6K Graphic o 6K Graphic? Allora, 6K è la pronuncia, come vorrei che sia pronunciata, però perfetto. 6K insomma va benissimo. No, anch'io mi chiamavo TNS Project precedentemente, prima di Sticani e l'arrivo di Sara, e mi chiamavano TES, quindi 6K direi che va benissimo. Ok, siete pronti per il logo? 3, 2, 1. Eccolo qua. Questo è il nuovo loghetto by Bruno di 6K Graphics per il nuovo format, quindi April Spring Live. A me piace moltissimo, veramente. Direi che ci siamo. Carino, no? Sì, si vede che tanto ci sentono anche. Dai, proprio bello. A me piace, personalmente. Poi con sto puntino della I che riprende il cerchietto appunto della live. No, proprio bello. Se non sbaglio lui è dietro col righello che vede un attimo la distanza fra le... No, lì poi è colpa mia, l'ho messo io su un fondo bianco, quindi nel caso, però dovrebbe essere al centro. Sapevo che se c'era qualche errore era un po' errore tuo sulle scritte. No, è corretto.
Photoshop mi ha detto che è corretto, perché non sapevo quale scaricare, mi ha scaricato il PDF, ho detto, boh, lo metto veloce su Photoshop, fondo bianco, in mezzo, ok, esporta. E quindi siamo riusciti a vederlo. E visto che Square deve andare, sentiamo subito la sigla. Sì, dai. La parte o rifacciamo la prima? Facciamo la seconda parte? Sì, dai. No, ma fai la prima, no? Così senti. Rifacciamo la prima. Ok, vado. Grazie Aspetta. per aiutarmi sempre. Square. Poi ti spieghiamo perché è solo una prima parte. Tanto sentiamola. Spero che sia questa la prima. E nella versione quella finale sarebbe un che lo sentiamo dopo. Adesso farò diventare questa la hit dell'estate e tolgo Zanzare. No, cosa ne pensi, Bruno? Allora, il giro di basso iniziale c'è. Esatto. Non poteva mancare. Allora, faccio una sottilissima premessa. Io sono decisamente metallaro come gusti musicali, ma arrivo dal punk anch'io. E soprattutto ultimamente, da qualche anno a questa parte, mi sono unito, o meglio, mi sono affezionato tantissimo ad un genere che si chiama post-punk, che risale a qualche anno fa. E queste sonorità mi piacciono molto. Mi piace tantissimo il fatto che ci sia anche un po' di fusione con i suoni, non solo con suoni intesi come strumenti musicali, ma quindi ho sentito abbaiare, se non sbaglio. Quindi la fusione è perfetta, è fantastica ed è, insomma, è un bel punk, un bel panchettino leggero che ti entra in testa. Quella è una cosa molto, molto, molto interessante. Sono estremamente contento, era proprio l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Grazie mille. È andata a scuola, davvero. Questa è un'altra hit, te lo dico io. Grazie mille, grazie. Ivo Catti piace, penso che si riferiscano anche al logo che abbiamo visto prima, anche a Elena. Grazie. Ivo dice il basso è troppo basso. L'ha mixato un bassista, quindi bisogna dire a Leo che... Mannaggia la miseria. Ma mi sembra più una presa in giro, cioè lo smile. Infatti vedi che tutti poi gli ridono. Diciamo bella la scritta, scusate il ritardo, ma è troppo bello. Oh, grazie. Grazie. Bravo Bruno. Grazie. Così si legge. Sì. Meno male che non c'è mi faccio crescere apposta la barba, perché così quando mi fanno i complimenti non si vede il rosso dell'imbarazzo. Ecco. Bene. Signore, io vi saluto. È stato bellissimo, sono contento che piaccia la sigla, anche la scritta mi piace tantissimo, quindi siete fortunati, Tiziano e Sara. Veramente. Grazie a entrambi, poi Bruno rimane ovviamente ancora un attimino. Sempre viva sti cani. E come si chiama la sigla? Dillo tu, dai Tiziano. La sigla, il titolo, registrata, quindi è ufficialmente depositata, sì. Esatto, si chiama Canisti. Quindi è il contrario, semplicemente. Va bene. Canisti. Bene, signori, sicuramente sarà unica è unico come termine, quindi... Sì, infatti non penso ce ne siano altre, ecco. Bello. Bravo Square, complimenti. Grazie anche a te Bruno, è stato un piacere conoscerti e ciao a tutti. Ciao e grazie mille. Ciao. Eccoci qua. Eccomi. Bene, no, anche il loghetto è bellissimo, poi appunto noi abbiamo le nostre cartelle segrete che non sveliamo ancora le altre cose, ma ho già visto che ci sono altre cose nuove, che le guardo, vediamo, in diretta con te. Dai, c'è una cartella nuova dell'ultima cosa che mi hai chiesto.
Cavoli, e ci sta, sì. Aspetta, 1, 2, 3, bellissimo. No, sono le misure 1080 x 1350? Esatto. E quei rettangoli sono 16 noni. Io sorrido Mamma Dai, non mia. diciamo nient'altro, non diciamo No, nient'altro. Sara, vai nel drive, nella cartella di Bruno e non nominarlo, però l'ultima che è stata creata all'interno di... Che bella! Cioè, non avrei mai fatto una cosa del genere, ma te lo dico proprio sinceramente. Vabbè, Che mi fa bello. piacere riuscire a dare una mano. Madonna santa, che fastidio sti occhiali, è una cosa incredibile. Dai, tanto vi Aspettiamo vedo. che... anzi, te lo scrivo qua in chat privata. Sara, come si chiama? La cartella, scusami, aspetta che torno indietro. Ok, ci è arrivata. L'ho provata. È bellissimo. Assolutamente, bravone. Ti farò una maglietta con scritto bravone sopra. No, veramente. Anche da casa, se avete bisogno di grafici, c'è 6K Graphic che veramente fa cose stupende, veramente. Ovviamente, a proposito, è fuori anche il sito, quantomeno la pagina, quella che avevamo visto l'altra volta. Io devo andare a dare un'occhiata, tra l'altro. E andrò a... se mi mandi un link, magari se hai, non so, una piattaforma che utilizzi, sicuramente vado a nominarti senza ombra di dubbio. Senz'altro. Bellone. È bellissima. Ti giuro, io avevo un'idea che non dirò, magari lo diciamo una volta che esce, perché voglio lasciare una sorpresa, ma non avrei mai fatto una roba del genere. Cioè, sembra... è bellissimo. Cioè, non penso che sarei mai riuscito a far stare tutto ciò in questo spazio, veramente. Dici, io uso ancora praticamente le cose fatte di Word, i predefiniti per qualunque cosa più o meno, lettere di presentazione. Guarda, dico una cosa per farvi sentire meglio. Io ho un sacco di conoscenti, mi dispiace parlare così, tanto non faccio i nomi. Ho un sacco di conoscenti che sono grafici, a detta loro, e fanno le cose come le farebbe uno che non è grafico, letteralmente. Cioè, ho visto aziende davvero qui nel mio paese subire letteralmente, la parola giusta, davvero la mancanza di capacità di alcune persone. Ma con questo non voglio dire che io sia più capace, questo poi lo deve dire il cliente, lo deve dire chi si interfaccia con me. Semplicemente ho visto in loro oggettivamente degli errori madornali o delle incapacità, cioè, oggettive. E quindi in realtà, quando prima Tiziano ti dicevo che comunque con quella semplicissima scritta hai colto nel segno Aperi Spring come era stata fatta all'inizio, perché credimi, quello così potrebbe già essere un logo. Io sono un po' più specializzato in questa storia della creazione dei loghi. Poi Photoshop è insomma il pane quotidiano, quindi magari lo usi comunque, però mi sono specializzato nella cosiddetta grafica vettoriale. E credimi, quello come hai potuto vedere, semplicemente spostando leggermente di pochi pixel le scritte, magari giocando con quella storia del pallino colorato della parola Spring, con due mosse hai creato mi sto lanciando a dire un marchio quasi. Ecco, il fatto di aver messo la S, diciamo così, o la parola Spring in primo piano, innanzitutto è una cosa celebrativa per la Spring, prima di tutto. Poi la parola aperitivo è importante, sì, ma fino a un certo punto. Quando poi si parla di immagini, quindi comunque di roba statica, a meno che non si stia parlando di marchi, dare movimento, quindi creando questa sorta di illusione di 3D, la parola aperi è dietro rispetto alla parola Spring, ti rende più piacevole la vista, semplicemente. E poi vabbè, quella cosa del pallino live è venuta fuori da sola, perché mi è venuta in mente l'iconcina del live di YouTube. E ho detto, a sto punto lo scrivo lì di fianco, e abbiamo richiamato un pochettino il tema che utilizza anche YouTube. Semplicissimo, ma efficace. La chiave di volta è quella. Anche perché comunque l'idea... è una forma.
Sì, dà sempre comunque l'idea, no, di essere sempre sti cani, quindi non è una cosa completamente diversa. C'è il collegamento nei colori. Esatto, Figo. quello assolutamente. Scusami, non ho i termini tecnici, le parole, cioè parlo da profana, da una che lo vede. Guarda che in realtà, credetemi, se non... allora la grafica è complicata quando si parla degli aspetti tecnici, cioè come funziona la stampa sul tessuto, come funziona la stampa su ceramica, come funzionano le impaginazioni delle riviste, però poi oggettivamente, diciamo così, quando si parla di gusto estetico, quello che vedi e che ti fa buona impressione, nel 99% dei casi è la soluzione giusta, perché è quello che deve succedere, cioè tu devi avere una buona impressione, devi avere l'impressione giusta, soprattutto. Infatti, l'immagine che avete visto poco fa, quella di cui non parleremo assolutamente, è facilmente riconducibile allo stile del progetto di Tiziano, e quindi cioè, è coerente. Non c'era nemmeno bisogno di mettere il logo, ci siamo capiti. Sì, proprio bella. Aspetta che io sto Vi preparando... introduco un ospite, dai, tanto ormai è qua. Aspetta che non vi vedo. Oh, Topino? È nero su nero. Sì. Eccolo qua. Lui è Ombro. Amore. Sta mandando a cagare con gli occhi. Una cosa. No, in realtà ci ho provato più di una volta ad avvicinarsi, solo che sono stato io che l'ho fermato un attimo. Oddio, stava cadendo. Avevo un gatto una volta, avevo trovato nei campi, aveva 2 o 3 settimane, non di più, e l'unica volta in cui l'ho lasciato avvicinarsi al computer, non so che cosa ha schiacciato con le zampe, fatto sta che lo schermo si è completamente girato di 90 gradi. Ok. È stato un disastro, veramente. Ci ho messo settimane a tentare di capire come rigirarla. Intanto lo usavo come libro, praticamente, il piccino. Ho riprovato a mettere il gatto sulla tastiera, ma non ha funzionato nemmeno quello. No. Allora era irrimediabile come situazione. Ti avrei consigliato la stessa cosa. Vero, è stata la prima cosa che ho fatto. Riprendi il gatto e rimettilo sulla tastiera, che magari combina. Allora, guardiamo tutti Sara un attimo. Perché? Viene piccolino, però. Un po' piccolino. Ah, ok. Guarda, così è meglio. Che... Poi le tolgo queste cose. Ma lì penso che sia il programma che lo mette un po' come vuole lui. Però magari, qua devo lasciare questo. Però magari qua sotto o da qualche parte ci può stare anche il loghettino. Sì, ma magari mettere lo schermo. Sì, perché alla potresti fine è una rubrica, nella zona, quando magari non siamo in 4, nelle zone grigie, dovrebbe leggersi un po' di più. Ah sì. Sì, dai, per la prossima settimana prepariamo anche questo. Intanto abbiamo già una sorpresa per domani, perché l'hai già preparata, bellissima, veramente. Quindi domani da casa aspettatevi un'altra sorpresa. Siamo sempre più bravi però, a non dire le cose subito. È vero. Ci abbiamo messo solo 16 puntate, ma ci stiamo riuscendo. Ecco, Ivo chiede se mi passereste il sito di Bruno. Ivo, volentieri, non ho un sito ancora, onestamente, perché in realtà io non sto lavorando in proprio. Esatto, vedi, Ilaria, adesso la mia compagna, mi trovi 6K Graphic sia su Facebook che su Instagram, tranquillamente. Perfetto. Scusate, mi assento un secondo, ritorno subito. Ok. Ciao. Bello, proprio bello, ed è un piacere appunto anche conoscerti dal vivo. Ci siamo sentiti tra Telegram, che non so a te, ma gli ultimi giorni non parte, non arriva. È insopportabile, guarda. Allora, è sicuramente vero che c'è un collasso delle reti in Italia che è pazzesco, perché col nostro... nel progetto in cui lavoro, occupandoci di mobilità elettrica, in particolare di bici elettriche, abbiamo anche un e-commerce, abbiamo anche diverse piattaforme online ed è un macello. Sono 3 giorni finalmente che sto riuscendo a lavorare un po' da casa. Io qui ho la fibra e sta andando abbastanza bene, ma ti dico che in alcuni casi le comunicazioni via cellulare, che sono collegati tutti col wifi, quelli aziendali, un macello davvero. E tra l'altro noto, dalle 18:30 in poi è un devasto, cioè davvero pazzesco, che è il momento in cui credo che rientrino tutti quanti, anche quelli che
sono costretti a muoversi per lavori importanti, ecco. Però... Ma ti dico, salvo problemi come ovviamente la sera in cui arriva Spennacchio, che lo aspettavo da mo', non che tutte le altre live siano meno importanti, ovviamente, però chiaro, sono quei personaggi che segui nel da mondo 10 della anni, cinefilia. esatto, certo, essendo impegnato in quello, e lì ovviamente non so se sei riuscito a vedere, ma non mi andava più internet, io sono proprio uscito dalla live, senza sapere se fosse ancora sulla live, e nel frattempo ho preso il portatile, ci ho attaccato i microfoni, ho attaccato al cellulare tramite come router, usavo il cellulare come router, e va bene. Però a parte quegli episodi lì, qua va abbastanza bene, ma semplicemente perché ho una compagnia che va a satellite, per non dirla, che inizia con la E, e sono uno dei pochi qui nella zona ad avere la 100 mega. Rispetto a quelli che hanno quella normale, e quindi in realtà almeno così diceva il tecnico, hanno due bande comunque differenti e quindi è sempre abbastanza libera in realtà, quindi per quello riusciamo in teoria a tenere sul tutto, ma a parte che comunque ho capito che questo è già sul server, quindi in realtà anche se io mi scollego va avanti le cose lo stesso, che bello. Questo è indipendente, infatti. Fingerò di capire di cosa parlate. No, perché la mia paura era appunto, cavolo, ha scollegato me, che ho tutta la regia e tutto, e che fosse crollata anche a te e a Luca, no? Che eravate invece in diretta. Però io non lo sapevo, anche perché non vi vedevo ed ero fuori senza internet, quindi... mi immagino anche la mia ansia davanti a un colosso della cinofilia, e comunque, ok, mi manca l'esame, quindi posso considerarmi in formazione, no? E lui che scompare. Ivo che si conferma, è morta anche lui la connessione. Boh, sono situazioni che insegnano, però, nel senso, sia a te risolvere il problema Tiziano nell'arco alla fine di poco, sia io nel non avere un meltdown davanti a Spennacchi, insomma. Anche Elena, anch'io conferma la compagnia ed è il top qui da me. Quella dai, non diciamo troppe cose, amen. non è un discorso, no, non facciamo brutta pubblicità così a caso. Però la 100 mega va molto bene, tra l'altro non ne parliamo. Allora, prima Mondo Fantasia ci aveva chiesto una cosa di cui vorrei... No, dice voglio il tuo logo, dice Bruno voglio il tuo logo come adesivo, lo metto ovunque, top. Faremo magliette Sticania per i Spring e sotto la faccia di Bruno qua così. Esatto. Sempre modalità sticker, ovviamente. Sempre. Ci chiedeva anche Tiz, anche solo tu e Sara, farete una live anche domani? Tenete tanta compagnia. Io ci sono, nel senso, da sola non ce la faccio, crepo, cioè, nel senso... Io sto già crepando adesso, quindi domani... No, abbiamo una settimana, anzi, per quelli che sono rimasti fino adesso, io direi che si meritano anche il calendario. Cosa dici, Sara? Un'anticipazione, così distruggiamo quello che abbiamo detto. Dei nomi. Io il mio me lo tengo ancora un attimino. No, quello non è la prossima settimana. Ok. Qua stiamo lavorando perché ormai abbiamo finito questa settimana, quindi lavoriamo per quella dopo e ci sono sempre bei nomi. Allora, iniziamo lunedì con i ragazzi di Ho un'idea, che è una società di videomaking a Roma, anzi fanno sia videomaking, foto, audio, assieme a Giacomo Sisca di Vita da Videomaker, uno che fa anche lui video su YouTube, eccetera, eccetera. Molto interessante, parleremo un po' di video, di cinema, un po' di cose, insomma. Dopodiché, martedì, probabilmente, questo perché abbiamo un buco giovedì, adesso vediamo se riusciamo a riempirlo giovedì o se spostiamo quella invece che è prevista per martedì, ci sarà Elisabetta Elianto, che è veterinaria, educatrice, istruttrice, ma arriverà come veterinaria comportamentalista, quindi parleremo proprio cosa fa, cosa serve, eccetera, eccetera, proprio con una veterinaria comportamentalista. Mercoledì Livio Guerra, un grandissimo istruttore, tra l'altro che era mio istruttore quando ho fatto il corso proprio per educatori, e anche impegnato appunto nella ricerca con i cani tramite la protezione civile. Quindi veramente un bel programma. Giovedì abbiamo questo buco, ma lo risolviamo. E invece venerdì avremo Simone Cioè,
un videomaker che fa video appunto anche su YouTube, non so se lo conosci Bruno, che adesso ha un bel po' di seguito appunto. Guarda, ti dico, in realtà il nome non mi è nuovo, perché frequento un po' YouTube, seguo diverse persone, ma non ne sono certissimo, quindi non mi sbilancio più di tanto. Sicuramente andrò a dare un'occhiata, adesso... È molto, molto, molto bravo. Quindi 2 personaggi, diciamo, all'interno di YouTube, e gli altri 3 probabilmente anche giovedì o martedì, vediamo, riempiremo con sicuramente qualcosa di cani, quindi... Sì, sono in attesa anch'io di un paio di conferme, insomma, un paio di risposte, quindi appena so Speriamo piango che... prima e poi avviso. di combinare presto, perché voglio far uscire domani quella cosa che sto vedendo invece di qua, però al limite lascio il buco vuoto o un punto di domanda all'interno, chissà. Sì, anche. Facciamo intervenire gli utenti, parlate voi, noi vi commentiamo. Esatto. Noi avviamo la regia, vi diamo il link a tutti, chi vuole entra, dice quello arrangiatevi. che vuole. Ecco, no, dopo la sigla puntate settimana. Facciamo anche questo al contrario, no? Invece, no, scusa questo, raga, devo scappare, buona serata, grazie anche a te, Elena. Ciao Elena, domani no? Dopodomani? Lunedì, dai, domani Sì. almeno la domenica ce la teniamo, sì, libera. Perché Bruno sa quanto gli scrivo ogni tanto chiedendo sempre più cose. Siamo partiti da una cosa e a ritroso stiamo facendo tutte quelle nuove che lo so, vabbè, tranquillo, perché è così che funziona. Sì. Dai, una volta finita la quarantena ti manderemo una bottiglia di vino friulano se bevi, se no no, perché non ha senso. Penso che la finirà Ilaria al posto mio, però sì. Sbronziamovi. Ma non soltanto, è una vera intenditrice. Io direi che possiamo tranquillamente anche organizzarci, fare volentieri. una vacanzina e venire a trovarvi e ringraziarvi proprio di persona. Una bella, assolutamente ci portate problema. a fare una bella passeggiata con i cani. Facciamo un bel giro del Gargano, che se appena si sistema tutto e se tutto va bene, credo sarà abbastanza paradisiaco quest'anno, perché noi di solito abbiamo orde di turisti che però molto spesso sono anche orde incivili in alcuni casi, quindi va a finire che magari cerchi di fare un giretto su una spiaggia e poi ti ritrovi a dover fare lo slalom tra i sacchetti e le bottiglie inutilizzate lasciate lì. Purtroppo succede. Al massimo ci armiamo, avete presente quei bracci meccanici, no, di 1 metro? Esatto. Che tra l'altro comunque più o meno da quelle parti andremo a trovare anche Luca di Disagio Cinofilo, quindi mi sa che faremo un bel giro. Lo diciamo già, Sara? Cosa vuoi dire? Non lo so cosa vuoi dire, dipende, aiuto. Il nuovo hashtag, che riprende il vecchio hashtag, cioè l'attuale hashtag. Ah, ok, sì, scusami. Sì, lo diciamo. Se vuoi. Tanto ormai abbiamo capito che per quanto ci alleniamo nelle sorprese, una ne teniamo e 10 ne diciamo, quindi... Facciamo così. Nel senso... Non lo promettiamo, ma l'idea diciamo. è... Sì, l'idea sarebbe, poi ovviamente se è fattibile o meno vedremo, insomma. E vorremmo fare un hashtag sti cani in casa tua. Quindi voi andate via di casa e noi viviamo da voi. No, stiamo scherzando. Quindi farci un bel giretto e venire a trovarvi se avete ospitalità bene, se no ci organizziamo, e in cambio ovviamente vi diamo anche consigli di educazione, eccetera, eccetera. Facciamo i nostri vlog, insomma, no? Ricominceremo ovviamente, anche con quelli, quindi... Quello è il contro, che sarà tutto ripreso, o comunque la maggior parte. Guarda, c'è Ilaria che dice voglio andare in Friuli. Per vedere la regione o per il vino? Cosa... Io voglio venire ad assaggiare, voglio venire a mangiare lì. Sì? Ho uno spirito... Io sono astemia, per questo mi cacceranno dalla regione, dal Triveneto proprio, non solo dal Friuli, mi cacceranno direttamente tutto in Lombardia. E bevete voi per me, ve lo offro volentieri. Sì, ma per mangiare vi portiamo assolutamente quando volete. Quello assolutamente. Qui alla fine sul Gargano non ci sono montagne altissime, ci sono monti.
E quella piccola fetta di montanari siamo noi, siamo appunto noi quelli del Gargano, il resto è tutta pianura bassissima a livello del mare. Quindi poi quando mi sono trovato l'anno scorso, sempre per lavoro, a fare un giro in Trentino per andare a riconsegnare delle bici, insomma, solite cose, e ho fatto un giro vicino a Cunevo, roba simile, e sono rimasto estasiato sia dal paesaggio. Poi tra l'altro mi sono fermato, devo spezzare una lancia, perché di solito si dice che l'Italia del Nord è quella un po' più fredda, meno disponibile, meno magari becca, capisce anche un pochettino che magari non è proprio del posto il personaggio che ti si para davanti. Invece non è vero, perché mi sono fermato in un bar, ho fatto una cretinata incredibile, non mi ero portato dei documenti importanti e quindi ho dovuto di domenica trovare un posto dove stamparli urgentemente. Mi sono fermato in un bar e questo ragazzo gentilissimo mi ha detto: guarda, te li stampo io, c'è la stampante di là, quanti fogli sono? 6, te li stampo e basta. Non solo me li ha stampati, nel frattempo che mi mandavano l'email mi ha anche offerto un dolce che non ricordo come si chiama, e ha detto che è una cosa tipica ed era fantastico, una specie di crostata ripiena di qualcosa di buonissimo. Immagino No, scherzo. immagino fossero mele, visto la zona, o comunque qualcosa che aveva a che fare con le mele, perché comunque Val di Non era più o meno quella. Tipo uno strudel o qualcosa del genere? Credo di sì, una cosa simile. Ma in effetti mi ha erroneamente, in realtà mi sono sentito anche un po' in colpa a sentirmi spiazzato, diciamo così, mi aspettavo la freddezza, che in realtà poi alla fine è un luogo comune che purtroppo un po' ti tange, ti segna quando vivi in Italia, o comunque quando vivi in un posto in generale, i luoghi comuni che ci sono, poi magari va a finire, ti vai a fare una passeggiata, ecco, in Trentino, e ti aspetti davvero che siano tutti scorbutici. Non è assolutamente vero, anzi. Penso sia almeno anche, cioè, ho avuto la fortuna comunque di viaggiare sia in Italia che all'estero, e penso siamo molto meno fisici, quindi il contatto fisico, star vicino, quello sì. Però quello indubbiamente. penso che questo abbia preso poi anche tutta la parte caratteriale, no? Nel senso freddo, perché magari non ti abbraccio, non ti bacio, eccetera. Certo. Però in realtà poi, cioè, siamo persone, giuro. No, ma guarda, fortunatamente, guarda, ti dico una cosa, se non fosse stato per una questione di, diciamo così, di obblighi nell'uscire, nell'andare al lavoro, io avevo visto abbastanza bene questa quarantena, caratterialmente parlando, perché non è che sia proprio molto molto social come persona. Quindi in realtà nascono, se vogliamo così, tanti piccoli personaggini un po' freddi di carattere, che però comunque nascondono un gran cuore, perché alla fine quel ragazzo mi ha offerto un pezzo di torta così, perché ha visto che io ero là un po' agitato ad aspettare sta cavolo di mail che non arrivava. Ha detto: oh, senti, comunque se vuoi prendi un caffè, prendi un pezzo di dolce, alla fine mangia e calmati, mangia, poi ci pensiamo. Esatto, perché ho visto leggermente agitato quel giorno. Questo è proprio lo stile nonna, no? Hai mangiato? Esatto. Siediti, mangia, bevi. Vuoi ancora? Sei a posto? Esatto. Allora, Ivo qui addirittura ci dice: siete benvenuti, dovete solo scegliere se all'estero o in Italia, mare o montagna. Oddio, montagna. Anche qua mare e montagna senza problemi. Qua abbiamo mare, montagna e campagna, foresta, abbiamo tutto. Foresta, bosco? Sì, abbiamo il bosco, abbiamo la foresta Umbra, che è un bellissimo posto nel Parco Nazionale del Gargano. Perché anche qua si è montagna e mare, però insomma il mare per uno, cioè nel senso è un po' una pozza d'acqua sporca, mettiamo Lignano. Il mare che abbiamo qui? No, noi qua a Friuli. Ah, lì? No, vabbè, io là non ho ancora visto. Noi qua... E saltalo, lascia stare, non guardarlo. Lascialo stare, saltalo, non purtroppo guardarlo. sì, il mare... Beh, l'Adriatico del nord Italia, più o meno come Rimini Riccione. Alla fine il mare è quello, non è il vostro. Quello no. Assolutamente. Qua chiedono: Ilaria, dai, fatti vedere in web. Dai, scendi. E poi dice: quelle sono colline, non montagne.
Mi prende sempre in giro perché non mi vergogno. loro in Abruzzo hanno delle montagne fantastiche, che sono davvero montagne meravigliose, cioè Gran Sasso che è fenomenale. Però mi prende sempre in giro perché io dico dai andiamo in montagna e lei dice no ma quale montagna? Andiamo sul monticciolo. Dai Ilaria, scendi. Dai, Ilaria, Dai, su. un secondo solo. Passi dietro così, no? Non la sento. Se no salgo io con la webcam, che è peggio. In realtà sta preparando le valigie dopo questa proposta e sta scappando dalla finestra. Si sta truccando velocissimamente. Non so se sistemando i capelli velocissimamente. Secondo me tra un po' scrive in chat, no guarda che non vi sento più. Caduta la linea. Aspetta che sta arrivando lei, sta arrivando anche Ciana ovviamente. Beh, chiaro. Eccola qua. Ciao! Ciao! È È un piacere. Prendi eccoci. Sono È un piacere Ciao. conoscerti. Vediamo anche Ciana forse. Eccola! Ma guarda come ci guarda. Siete voi quelli che mi fate fare esercizi, lo so che siete voi. Colpa vostra. Esatto. Mi fanno fare esercizi ogni giorno. Oggi con la scatola è stata una cosa fantastica. Bravissima, ho visto veramente. che se le abbiamo visto prima, che se l'è cavata bene proprio, no? Il backstage è stato meraviglioso, però è indimenticabile. Beh, è importante appunto il percorso per arrivarci. Se poi ci si arriva, o anche non ci si arriva, ma guarda Tiziano, se ti ne dico frega. una cosa, io non ho mai avuto un cane in realtà, quindi ho sempre avuto i gatti, ho sempre avuto animali abbastanza indipendenti, diciamo così. E allora ti licenziamo. Scherzo. Quando è arrivata Shana, giustamente Ilaria è stata fantastica, lo devo dire, perché si è preformata proprio prima dell'arrivo del cane, si è informata tantissimo e si è messa pronta per tutta una serie di cose che andavano fatte e comunque che bisognava conoscere prima di prendere un cane. Però Shana in realtà ci ha spiazzato tutti, perché la prima volta in assoluto che abbiamo messo la pettorina a Shana si è seduta da sola e si è fatta mettere la pettorina, non fa un capriccio su nulla. Addirittura anche il cappottino quando piove, l'impermeabile quando piove, perché qua quando piove bene. Cioè, ci infila lei la testa, ma Ilaria non le ha insegnato niente, le ha insegnato le basi, cioè... È brava, è nata brava proprio. È uscita bene dalla scatola, dico io. Sono usciti proprio tutti i pezzi corretti dalla scatola. Ilaria dice non vedo. Non vedo. È la scimmietta che dice che non vedo. Si vergogna, è timida. Anche qualcosa nel montaggio è andato storto, questo sì. Anche oggi correva oggi okay, correva dritto, non aveva nessun ostacolo e non so come è riuscito a cadere di faccia e poi si è rialzato come se non fosse successo niente e ha continuato a correre fischiettando. tutto a posto, regolare, era quello che volevo non fare. c'è stato neanche un montaggio, ho messo tutto dentro la scatola, hanno scosso e hanno tirato fuori quello che si è attaccato e il resto niente. Yes. Sì, è strano, è che l'unico cane che veramente puoi prenderlo, girarlo, non ti dice niente, anzi fisicamente è lui che ti si butta addosso. Sì, uguale anche Shana, è una cosa fantastica. Invece Zoe, che l'altra cagnolina, chi ti guarda male? Ivo, il mio devoletto, quando arriva il momento della pettorina impazzisce. È una delle poche cose che non riesco a risolvere. Non mi ricordo, era un terrier? Terrier? No? No, mi hai detto che tipo di cane, che cane, non mi ricordo. Però c'è il video anche sulla pettorina, sul nostro canale, quindi sti cani, in cui puoi magari andare a vedere se già facendo quel metodo, quindi giocando un po' anche con le crocchette, magari riesce a digerirla un po' di più. È che non so se è non la voglio mettere in questo caso o se è proprio prendo in mano la pettorina il cane da dimatto perché vuole uscire, quindi più di esuberanza del ti salto addosso, eccetera. Cioè non ho capito appunto se il problema è non riesco a mettergliela oppure la prendo il cane da dimatto.
Perché è in ansia, perché vuole uscire, perché è agitato? Un Jack Terrier. Provato, niente. Allora gliele cuciremo una addosso. No, scherzo. Magari anche provare a cambiare tipo di non so che pettorina abbia, se ad H, magari apprezza di più una norvegese. Ok, non la vuole proprio mettere. Non la vuole proprio mettere. Sì, magari provare con la norvegese, se ha la pettorina d'H oppure il contrario, e magari rifargli la vestizione appunto dall'inizio con la nuova tipologia. Quindi magari gli viene più comoda piuttosto che lo fa più volentieri perché magari gli veste meglio, o una cosa che non conosce, di cui non ne sa il significato, e quindi magari sì, inizia a metterla, ok, sì, con questa si esce fuori, non che con l'altra non si faccia, però magari in questo modo riesce ad apprezzarla un po' di più. Bene, ragazzi, io direi che il weekend è andato. E una cosa devo controllare, perché appunto mettendo questo, no, è uguale. Cioè, non so se prende una dimensione sua a caso, chiediamo al grafico, vedi sti cani e Aperi Spring in alto, no? Cioè, sti cani è molto più grande. Non so se è la dimensione del file. Dovresti poter decidere tu. La dimensione del file, probabilmente. Cioè, la dimensione del file, diciamo così, io non so da dove stai gestendo questa cosa, dalla schermata che vedo io. StreamYard. Sì, però penso che tu non abbia appunto la parte relativa alla gestione, perché se no ci sarebbe questo. Dov'è? Eccolo. Bello. No, però vedi, guarda per esempio, questo sì. È bello grande, quindi dobbiamo semplicemente fare una cosa. Io magari ti procuro diversi file di Aperi Spring di dimensione crescente, poi magari fai qualche test e vedi un po'. Beh, ma ti direi che io lascerei questo qui e magari sotto, sullo stesso lato, in basso, o anche dall'altra parte. No? Mettere Aperi Spring. Prova un po' di qua. Quindi sì, quello che pensavo anch'io. Faccio una schermata tutta trasparente, solo con la scritta già posizionata qua, perché non posso mettere altre cose, purtroppo. Cioè il logo è solo quello che rimane fisso lì. È solo una posizione. Sì. Però posso mettere appunto tipo questa schermata, se devo provare se mettendola trasparente e lasciando solo la scritta Aperi Spring in basso a destra, magari viene. Funziona sicuramente. Credo che il principio sia lo stesso. Sì. Vediamo. Cognitivo. E allora sentiamo l'ultimo pezzo di sigla e poi ci salutiamo per la domenica. Questo, allora, prima c'era... aspetta, tu devi ascoltare anche tutta la storia. Praticamente apro il programma e gli dico caricami questa traccia audio che poi la faccio sentire e lui mi dice no, io non vedo le tracce audio. Ok, non c'è problema, a 2 minuti dalla diretta. Allora, ok, apro i programmi di montaggio, monto semplicemente il logo con sotto la sigla, vado a caricarlo, no, puoi caricare massimo 30 secondi. Che cacchio. E quindi c'è la parte iniziale, un primo pezzetto, 30 secondi, poi c'è una parte iniziale che però dura 1 minutino e qualcosa, che però lasciamo in segreto, la sveleremo prossimamente. E questa invece è l'ultima parte, quindi quando riprende, diciamo, la stessa sonorità appunto di quella che abbiamo sentito prima. La faccio partire. Vai. Il finale è qua. Un bel finale di bello. Poi come era l'ho montata, quindi non avevo visto il volume, magari si alza un pochettino, perché almeno non so se magari il programma la sento un po' bassina, non so voi. La sentivo benissimo. Ok. Sì, anch'io. Ma allora sono fatto male io. Sono diventato sordo all'improvviso. Bene, grazie mille Bruno. Grazie, aspettaci. Qui sotto.
per tutto quello che fai per noi e per essere stato presente qua stasera, e ringrazio anche Ilaria per aver lottato contro per di noi. vedere. Esatto. Grazie a Sara e Grazie. vi auguro così. No? Non vuoi? Sì, no, ma nel senso, cioè, siamo live ogni sera alle 8 ti dirà grazie. Guarda che occhiaie che ho. Quindi io domani dormo tutto il giorno. Non me ne parlare di occhiaie, Tiziano, guarda. Ecco. Io ormai sono diventato un non morto in pratica. Quindi io direi che ci vediamo molto più carichi lunedì. Assolutamente. Aspettatevi una sorpresa domani, vediamo se ci riusciamo, o al limite con qualche punto di domanda che poi andremo a integrare nei giorni successivi. E buon weekend a questo punto, a casa, però buon weekend. Grazie a tutti. Ciao, e buona ragazzi. Cena, assolutamente. Siamo già tardi, noi un'ora e 10 minimo. Esatto. Grazie mille a tutti. Ciao, e a lunedì. Grazie. Buona serata. Ciao.